Buongiorno a tutti, oggi siamo a Val Simoliana. Faremo un'escursione a piedi fino a Casera Lodina, su per di là. Buona visione! Casera Lodina. Guarda che meraviglia! Vedi lassù dove c'è quella neve, quella poca neve, abbastanza leggera. Là? Poco sotto lì c'è il bivacco Gresi. Quello che va giù poi verso il Giappito. Sarebbe di lì. Ecco, vedi adesso iniziamo a vedere tutta la cima dei preti. Sì. Guarda che... Faccio una foto durando. Arrivare tutti insieme. Ah, bello quello di Costa Pissol. Beh, qua. Chissà cosa che vuol dire per esperti. Che sia strapiombo. Ma mi sembra che sta parete sia tanto... Ah, qua. Il terreno è come pietra.
ultimi metri più duri del previsto. Meraviglia però. E là le Cimolais allora. Sì. Dunque quello è l'Odina. Ed ora, signori, facciamo il tour guidato della casera Lodina. Com'è dentro? Ah, abbastanza un rudere. Però dai. Un rudere buono. È molto più affidabile Serramanico. Il libro di casera. Ma tanta gente c'è venuta qua, veramente. Questo è un libro del CAI. C'è fumo in casera. Beh, perché non è mai stati a Valle Fritz. Immagino la mia. E non scrive molto bene, anche perché c'è molto freddo. Giochiamo a carte e facciamo il caffè. C'è un letto che è completamente buio, una sorta di materasso, la finestra, anche qua materassi, non è proprio un granché, però può servire come riparo. Si sentono anche i rumori di alcuni elicotteri che stanno sorvolando la zona. La stufa, il camino, tavola. E qui finisce il tour della casera Lodina. Adesso usciamo e mangiamo, vero? Stai mangiando tu? Hai portato il caffè? No. Perché? Me lo dimentico ogni volta il caffè. Bisogna portare... Cosa hai preparato? Farro e olive. Farro e olive. Ha un aspetto gustosissimo. Io ho mezzo panino con l'uvetta. Ah no, il panino col uovo sodo, dai. L'ho fatto a pezzettini, per amalgamarlo ci ho messo il sugo della bagna cauda. Credo che sia venuto qualcosa di terribile. E ketchup, perché non si amalgamava con solo il sugo della bagna cauda, ci ho messo anche il ketchup, non avevo la maionese. Ah sì, c'è anche di sottiletta di formaggio. Dai, non è malaccio. Meno peggio di quello che sembra. Dici? Questo e mi sono a posto. Ora possiamo ridiscendere. Ciao signor Durano, ciao signor Cima dei Preti, dei Frati, tutti quanti. È stato bello, veramente una bellissima escursione. Ciao a tutti.